Che l'iniziativa di trovare un accordo per mettere a disposizione degli alloggi a canone calmierato per gli insegnanti sia positiva, non vi è dubbio, nel senso che anche queste categorie di lavoratori che talvolta vengono da molto lontano e che si trovano a scontrarsi col problema del caro affitti devono trovare delle risposte. Una delle risposte che può essere data è questa. Al di là del post su Facebook che accusava la giunta di centrodestra e non postato da lui, il capogruppo e consigliere del PD Scardellato vuole entrare nella sostanza delle cose, ovvero l'inagibilità di molti alloggi di edilizia pubblica e il caro affitti che soffoca anche Castelfranco. Noi ci troviamo ad avere 57 alloggi che non possono essere assegnati perché sono praticamente inagibili e hanno bisogno di ingenti opere di ristrutturazione. Di questi 57 alloggi, 17 verranno ristrutturati o sono in fase di ristrutturazione sulla scorta di un contributo dello Stato. Per altri 40 alloggi, che vorrebbe dire dare risposte tangibili, concrete a tanti che hanno bisogno di casa e alle fasce meno abbienti della popolazione, non c'è alba perché il Comune non intende mettere a disposizione dei fondi. A fronte di 237 domande di alloggi popolari, solo 15 saranno soddisfatte e fra un anno un'altra decina, troppo poco per il PD. Se il Comune mettesse a disposizione 300.000 euro all'anno con un piano triennale, e c'è la possibilità di bilancio di farlo, basta che ci sia la volontà, ecco che questi 40 alloggi potrebbero nel giro di 3 anni essere assegnati a chi ha bisogno veramente della casa e verrebbe così interamente manutentato il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica a Castelfranco. È evidente che siamo a cosa? A un 15% della soddisfazione rispetto alla richiesta di alloggi che c'è. Una situazione che diventa drammatica anche per chi non raggiunge i requisiti per fare domanda e cerca semplicemente un alloggio. A questo si aggiunge la fame di alloggi che c'è, perché basta girare in città e si vede che alloggi in affitto ce ne sono molto pochi e i prezzi richiesti sono esorbitanti rispetto a quello che è uno stipendio di un lavoratore medio o le entrate di una famiglia media, magari con papà, mamma e 2 figli.